Infatti io mi devo un microfono. Allora, vedi se è carico, che mi sono dimenticato di caricarli. Sì, aspetta, vedi quando si ricarica. 10, metto un po' a caricare, dato nel frattempo ti si sente da qua. Allora, già Marcone, amico delle guardie. Infatti mi ha mandato anche un post quella persona prima. Sembra Ok, che ma l'innominabile, colui che non deve la essere leggenda calabrese. Mi ha il mandato mostro solo metà cervo, metà bracciosauro. sembrerebbe che da Ryuga Gatoku sono arrivate indiscrezioni su Yakuza Kiwami 3. Ah, va bene. Una forse enhanced version, tutte queste cose qua. Sembrerebbe che qualcosa bolle in pentola. Vabbè, noi già ci dobbiamo recuperare Tutto, 0, esatto. quindi lo facciamo ripartire direttamente dalla versioncina, questa qua nuova, bella, tranquilla e sistemata. Allora, Wow. wow, Wow. fantastico. Il pisello sta sopra le palle, non sotto. Allora, io metto il links, Pinnalo, lo piniamo. così a chi serve ce l'ha. Oggi è San Gennaro, ha fatto un miracolo per oggi. Io stamattina pretendevo, non avendo visto il calendario, di prenotare l'app delle poste e andare a fare un attimo quella situazione. Sange Mi ero dimenticato che era San San Gennaro. Mi Ah, sono cervellato per una buona mezz'oretta, poi ti sei prendendomi reso poi dello stronzo quando poi un ecco sono reso fatto. conto, ah no, ma oggi è San Gennaro, quindi a posto così, come è giusto che sia. Quante palle, Lo spazio è importante, anche le palle. anche le palle, sì. Bello questo qua, così. Sembra un artwork di Yu-Gi-Oh! Quasi. Molto figo. Quasi. Questo è quello che ho preso oggi. Vedi? Enjoy the now. Enjoy them now. Non riesco. Enjoy now. Forse ho coperto qualcosa dall'adesivo. Cioè, Vabbè, goditi il enjoy. momento adesso. Enjoy. Adesso, poi a domani ci pensiamo. U come umano. V come Venezia. Direi per abitudine V per Verona, non so O per perché. vendetta. O per vendetta, sì. Questa l'abbiamo vista pure l'altra Allora, volta, sta salve. ragazza. Ragazza, quali sono i tuoi poteri? Cosa fai? Prendi un po' di Xanax. No, non. Ma tipo caramelle poi. Ah, no, è un'umana Vabbè. lei, così. C'ha il Mm. passo umana. Infiltrata? Qui non c'hai. No, no, oggi. Maronna mia. Ma là così Mostrano funziona. apartheid ormai adesso, eh. Gianmarco, sì. Effettivamente. Ma tu ti meravigli di questo, no? No. Non so se hai sentito nelle ultime 24 ore, c'è la notizia qua in Italia, qua da noi, devo approfondirla un attimo, però il senso di quello che è stato detto è di fare una campagna per avere meno bianco in un certo modo. Proprio bisogna andare contro il Io sono bianco. disposto a sacrificarmi se vuoi. Non penso siano Continua a dare messaggi politici da mandare in transumere. un certo modo. Questo Ah, è lui è lo scanner umano. giustamente solo Giustamente questo può fare risparmi i soldi danni. dello macchinario. Stai bello No. tranquillo. Ehi, 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 non te ne approfittare, dai. Tu che ci fai qui? Ah, lavori nella caffetteria. Ah, ok. Tu Quindi c'hai stampato giustamente, umano in fronte, questi mo ti rompono i coglioni. giustamente i lavori base come questi ora li devono fare gli umani. Chi è super non può Sì, fare queste cose. assolutamente, Gianmarco. Ecco, lui è il primo Sempre, super. sempre molto attuale. Ma l'ha tolto. Ma l'ha tolto 2 secondi fa. Chi è che glieli sta rimettendo? Ecco. Sembra un po' troppo. Madonna. Allora, giustamente, ha il potere, si sente più forte, si sente in diritto di farlo. Complimenti per l'educazione. Mamma mia.
Ancora, no, deve sparire quel foglio. C'è qualcosa che non va. C'è qualcuno nella scuola che sta resistendo, però non vedi che gli stai dando problemi a sta ragazza e non si può difendere. Sarebbe possibile. Allora, tu hai qualcosa nel sangue. Secondo me oggi invece è più facile di così. Si ci pensa, no? Pure la Newman, la presidente, quella lì che è morta, che faceva esplodere le idee, pure lei ha detto, guardi, e te abbiamo poteri un po' simili, però tu devi imparare bene a capire come si usano. Ma è venuto preside, quello nuovo. Preside effettivamente gliel'ha detto, tu fai detto, scoppiare, muovere, che cosa muovi di preciso? E se lei può pulire il sangue e toglie i poteri dal sangue dei super, effettivamente lei potrebbe essere l'antidoto universale. Quindi l'unico modo per formare patriota, se questa cosa è gli togli i poteri, è lei, gli togli i poteri, che gli toglie i poteri dal sangue. E tu lo vuoi a patriota di fronte a Butcher senza poteri, con Butcher con i poteri? Chiappa solo buffotto, chiappa. Ok, vabbè, Vabbè. Tu devi sopravvivere. No, non c'è niente, no, aspetta un attimo. Fatto, questo è risolto. E che ne sapevo stato? Abbiamo risolto la quest. La ricercatrice che in realtà può sa qualcosa, ok. Ecco qua. Sembra molto chiaro come modo. La casa è su, è fuori la casa. Sì, effettivamente. Mi sembra un enorme passaggio. Perché almeno fisicamente non ti distruggi, però psicologicamente sì. Tu sei la prescelta. Cazzo, Frodo. Sì. È vero. È vero, però. Ma chiunque può essere un eroe alla fine. Sì. Aspetta che mo ti parlerà. Aspetta un attimino. Quando iniziamo con i problemi perché ha detto allora, una cosa, avete fatto pace? C'è.
Dai. Non mortificate una persona perché gli ha detto ti amo, al massimo dice Mo' vi siete riappacificati, porca la miseria. non c'è bisogno. Ma arriva la risposta. No, vaffanculo. Ah. Ecco, aspetta. No, posa quella lingua. Posa quella lingua. Sì, però le starà scoppiando il cervello. No, ma ha avuto danni al cervello belli grossi, eh. Giusto. Troppa pressione. No, non sente. Non sente. No, sempre l'altro non riesce a leggere i pensieri. Mi sa che hai perso un po' di poteri, sorella, eh? Mm. Oh signore. Come su quella macchina allora. Eccoli là, a posto. Mamma di Voi. Scusa. Se vuoi Scusami. lo rifacciamo, Kate, non è un problema. Però non li ha ancora attaccati. Aspetta, aspetta un attimo. Con la capa rotto. Non li ha ancora cantati. Attenzione. Ah, è vero, giusto, devono fare la lezione. Oh signore. No, è che... Questa mo' è tornata, mi scusi, le No, danno ma lei non la può... Porta a giustifica, già sì, ma sì. perché... No. Che cazzo è questo? No, a lei non la fanno combattere perché c'è... Va a terra, perdonami. Ecco qua. A posto. Fortissimo, ha un potere troppo forte comunque. È incaprettato. Bloccato. È un potere devastante. Ti preparo una sorta di lancia ragnatele simil quello, col tuo sangue ti fai un po' di qualche... ecco, non ti devi manco tagliare ogni volta. Ah, cacciata. No, o passi o vieni bocciato. Via. No. Sì. Perché dobbiamo arrivare a questo punto di domanda? Ah, volevo vedere un altro po' di lezione. Maria, aspetta un attimo. Se blocca pure a quei due... No, loro se ne vanno, tutto a posto. Io volevo capire il preside che sa fare. Ma Tu puoi fartelo uscire fuori il sangue in qualche modo. magari dalle unghie. Non ha torti Gianmarco, è il nemico, il cattivo, ma ha ragione. Ha ragione. Minchia. Fortissimo. Preside, ci può dire che ho coccato metodo? Invece fa Dia qualche enigmi. suggerimento. Questo sta in trippa. Ecco.
Tesoro, allontanati perché se ti prendo tra le mani mi parte l'esperimento riuscito male, succede un problema. No. Ecco. Ecco il pupazzo. No, i Muppet. Scusa, tu lo vedi il pupazzo? Fammi vedere il pupazzo allora. Sì, non me ne frega un cazzo. Ciao ciao. Preferisco il pupazzo. Il paninozzo! No. No. Ma mettere il prosciutto? Oh no. Oh no, è finita. Gianmarco è partito. Lui è partito. Il 5G. Sì, sì, certo, certo. Certo. Bellissimo. È bello. Ehi. Noi abbiamo capito come potrai aiutare gli altri. Possiamo parlare un attimo noi con Starlight? Abbiamo un suggerimento, è fatto. Ehi. Dalla tua. Senza tanti dettagli. Vabbè, non conta, non conta. Sesso. Che c'è di male? Mari, Si sta aprendo. No, ma giustamente glielo sta dicendo, capito? Ecco qua. No, che cazzo, che cosa? No. Non credo, no, non credo. Porco! Quindi tu mo sei first number one. Complimenti. Effettivamente Poi vince a pari merito tu entrambe le categorie, quindi cioè vittoria è a posto, c'è del puzzo sotto. Sorella, non farti inculare. Salve. Kate. Kate, togli il cappellino e fa vedere un attimino come sei messa. A parte che è stata legittima difesa, che tu li stavi attaccando. Partiamo da questo punto. Fa. No.
No. C'è bordello. Il preside mi piace comunque, un bel personaggio. Veramente un figlio di Troia. Completo. Sì, mi piace molto. Purtroppo ora funziona così, figlia mia. Come? Andiamo un attimo. Questo. Dimmi facciamo un po' di poteri, che sai fare? Che sei sempre così tranquillo, che potere tiene? Oh, cassaforte. Va a vedere, il preside crea dei piccoli buchi neri che scompongono la materia ultradimensionale. Va bene. Lo fa così, e si scompare Va l'universo. Vai. Vai. Tradotto, fatti i cazzi tuoi. Però, vorrei dire anche io al super cattivo, super criminale, preside della scuola. Quella è casa tua, no? Sì. Quindi tu hai potuto arredarla, i soldi non ti mancano, che c'hai dietro chi ti supporta. Una porta blindata del genere con tanto di tastierino numerico super cifrato accanto, ma la potevo nascondere in qualche modo, no? Che stava lì. Salve, sono la porta segreta. Sì. Però se ci pensi, lui se la vive talmente nel chill. Se ne fotte proprio. Non si fa preoccupa bene. di nessuno. Vuol dire che non ha problemi riguardo a questa cosa qua. Andiamo a capire chi sa fa. Chi svolterà l'ultima stagione di The Boys, secondo me. Secondo me lui sa fare la carbonara buona e per questo è stato assunto. Fa proprio una bella carbonara, già ma poi vedi. Sì. Torna indietro. Senti che ha detto. Ascolta bene. Sì. È ibrida come te. Allora, nel suo caso sì. Però. Sì. Che cazzo puntualizzi? Sì. Ma se non lo dice a sta persona, chi glielo dice? Vai con le pubblicità. Jordan. Vai. Quindi c'è il profumo giustamente. Ma che potere è quello? Lui sparisce. Trasporto. Ma non è. Gianmarco, giustamente, qui è giustificato per come è il personaggio, non c'è problema. È diversa la situazione. Tutte le cose. Diciamo che la soluzione, così come in questa serie, in questo mondo, così come nel nostro, prima di parlare, di dire certe cose, si dovrebbe capire prima come sono le cose, perché se poi uno dice io sono A e poi no, quella persona è B, ma in realtà poi problemi pure di marketing, per cortesia. Lui e / lei in questo caso qua non caca il cazzo a nessuno, perché dovete lucrare su quello che io sono? Benvenuto nel mondo moderno, brother o sister. Sei proprio una stronza. Vendichi completamente, ecco, riassunto delle puntate precedenti. Ce li ho anche questi. Ah, quindi bisogna farlo solo quando ci sono 37 gradi. Esatto. Ah, ok, e allora ci sbagliate sempre la temperatura, porca la miseria. No, però chi lo vede, vabbè. Se mi piace, a me è provato, ma non. Noi ci siamo trovati nel mezzo a sta cosa. Certo, estate sì, però. Estate sì. È buonissimo. E ce ne sono altri 3 blocchi, cioè altri 2 blocchi, però non credo sempre così lunghi, dai. Ma sarebbe un po' meno, non ci sarebbero problemi.
Che esagerazione. Oggi andiamo a farne prima o poi come Black Mirror la puntata degli yacht. Sì, ma già ci Tu siamo, vuoi, già ma... vuoi vivere di Sì. vivere yacht. A me fa una bella canzone. Vabbè, Claudio Baglioni è sempre un piacere. Strada facendo. Ma quindi mo il telepasso a forma di macchinina che tu ti metti Magari. sull'auto, oh, mamma mia. Questo è un ad che mi piace, per esempio. Questo è molto interessante. Ma questo è un gran bel telefono, ho Bello, visto. molto bello, infatti. Google Pixel 10. Nota sotto, però quello che vi facciamo vedere è il Pro, uno accanto all'altro, no, Non sai niente. Ti vendiamo questa Ferrari, però ti facciamo vedere una Mercedes. Però stiamo vendendo la Ferrari. Ecco. Oh. Cagotto? Non ha tutti i torti. Ti sei salvata per un cavillo. Interesse romantico suo? Non lo so. Mm, Lei fino a mo' è stata solamente. ancora. Ragazzi. C'era stato un rumore come tipo di super Sì, velocità. secondo me quello che è uscito prima. Appare e scompare. Oppure è i train. Che corre mentre poi sono. C'è un treno che sta per deragliare. Aspetta, devo andare a mettere il foglio a lei. Prima il foglio e E poi poi vado mi al vengo a treno. salvare. Bellissimo. Giusto, giusto. Magari. Perché è veloce, è silenzioso. Oppure un. Mm. Ho capito, ma che l'ha preparata i muffin, però. Guardate pure la scatolina. Che è successo? Ok. Secondo me c'è incarrato, dai. È il cugino di A-Train. Magari potrebbe essere. Vabbè, tanto i poteri sono anche ripetuti, quindi vuoi. Chi ha buttato? Ah, lattina di vernice. Però era una Bomboletta a mano, spray. era una mano bianca, però non mi pareva una mano nera. Quindi no, forse è un personaggio nuovo sarà magari. Mm. Sì, questo è PG nuovo, da te. I pitozzoli! No. I pistoli! Ha preso un pene enorme quel tipo. Ho capito. Ciao Marco. No, che cazzo fa? Mi fai rivedere. Ha un piano tedesco. Beh, è una cosa... Signore, Tipo complimenti. Minchia. assurdo. Ma... Ecco, tanto di cappello. Ma sento, è ebreo. Attenzione. No, aspetta, copia i poteri. Sì. È OP questa cosa. Quindi non ha solo la velocità. Può Attenzione. copiare tutti. Bisogna capire il limite di. Eccola, A me un aspetta. po' mi dispiace perché tu non si può tutta però sei proprio tosta.
tutta cattiva. Però mo eccola. Però magari la botta, quella brutta, proprio cervella. Sì. Mi dispiace, brutta botta. Potresti farti un taglio aggressivo, però, magari. Brutta botta. Perso anche il braccio. Vabbè, quello era quelli che gli ha fatto esplodere Marini alla fine della no, dico, piano piano stanno smembrando sana sta povera ragazza. Ecco. Che è successo? Sembra, ma non c'ha più poteri, mi sa, per fare. Non ti posso aiutare, non c'ho i poteri. Non c'ho i poteri. No, lascia sta. No, sì. Lui sta flippando e lui, ricordiamoci che è un problema grosso, eh. Io ti spacco tutto qua dentro. Questo esplode brutto. Allora gli ha fatto una richiesta, detto di no. Il primo ve lo sfiora per sbaglio. Lui purtroppo ragiona così. Cosa sfonda adesso? A posto, sfondato tutto. Lui è anche forte. Lui piega come Grissino, Gianmarco. No. No, che lo fai? Che lo fai? Aspetta. Funziona. Infatti, non ha funzionato. Non ha funzionato. No. Fermi, piano, Cristo. Lo sì? Adesso c'ha qualcosa che gli vibra nel culo, forse. Ah, no, lo sì. È sbrondel! Ma no! Di già, mica sono passati 10 sì, già, ma guarda i blocchi pubblicitari. Uno sta qui, uno sta qui minuti e un altro sta qua, sì. Hanno lasciato la parte di più e la parte finale di meno, concentrando il tutto al centro. Mi sa ne intossichi tutto il centrale. Volevo vedere tipo. Vabbè, però durano di meno. Quindi la testa esce fuori, il corpo è dentro. Sì. Tutto a posto. Poi rientri e fai quello che stavi facendo. Vabbè. Sono stupito sempre di più dalle idee che vengono a questi. Ecco, il pesto, ecco quello. Confermo. Attenzione, questo è da provare. Salve. Signore. Però questo è da vedere. Ok, va bene. Qui intanto mazzate. E che cazzo? L'urlo di Tarzan che è... Perché nell'università c'è un gran chimico con i poteri che vi crea qualcosa, no? No, il fatto che tuo padre sia suicidato non vuol dire che ha fatto la cosa giusta. Con calma, però.
Aiuto, che manca cominciata la guerra. No, basta con i morti, che poi è iniziata la stagione. Alla fine di stagione già arriviamo, meno comparse, capito? C'è qualche studente che sente Gigi D'Alessio, mi sembra giusto. Allora sì, quante sono le chance che una trappola secondo te da 1 a 10? Buon 7, secondo me. Ti trasto con il 7 anche io, sai? Ha detto che non voleva vederla, ma gli manda il messaggio all'improvviso, All'improvviso sì, con tutto quello che c'è in giro. Siamo pure là, porca puttana, alla fine. Dai, togliamoci sto dentro. Che fai? Entri e la trovi morta? Magari un tagliettino di sicurezza. No. Tu lo fai pure quando ci avevi aperto, lo abusavi un po' anche in altri frangenti, il taglio. Ho capito. Sempre chiamate così, boh, belle, boh, dai, ci chiama così. Capiamo. Vabbè. Ecco, salve. Patriota dov'è? Bicchiere d'acqua. Okay. Veniamo al Sodol. Vabbè. Sì, sintonia di genio. Zan zan zan. E allora tu là devi stare. Fatti 2 domande. Conosce la foto a sorpresa? Eccolo qua. Ecco. Eccolo qua. A posto. Ci doveva essere la foto a sorpresa. Molto uguale. Non è invecchiato minimamente. No. C'è un problema. Con calma. Quindi tu Con calma.
chissà da quanto sei in indizio giro, hai ulteriore. capito? Vabbè, lo tipo c'ha il potere della reincarnazione, che se lo uccidi lui torna. Sarebbe Potere della ovvio. Fenice. Bravo. È come Fenice dei X-Men. Oh, che culo. Che culo. Però te ne sta andando. Scusami. A posto. Sei stato... C'ha la Poi, coda. scusami, il tuo potere... Quindi tu c'hai il potere di copiare... Ah, ma fammi capire, tu c'avevi solo la coda, che vuol dire sto fatto, mo? Non attaccare la barista e rompi il cazzo. Tu saresti un ottimo PG, Cioè, il potere di base la vostra figlia, boh, poteri camaleontici, signore, poi piccolo, è uscita una coda. Così. Non era prevista in programmazione, a... però... No, solo in mezzo, c'è una coda. Vabbè, se non c'ha knockback a parte la coda, posso dire. Però 60 secondi copiando i poteri male, altrui è un bel po'. Eccola. Quindi se tu tocchi Patriota per 60 secondi sei forte quanto lui. E c'è il pieno controllo. Purtroppo altre soluzioni. Tu puoi aiutare, però temo che tu verrai uccisa molto presto. C'è il collettivo. A meno che lei già non collabora con Starlight a questo punto. Questa è l'ultima. Poi non ce ne sono più. Posso dire però un pochettino invadenti? Un pochettino? Ma almeno dammi ad, cioè, personalizzati su quello che mi puoi intanto ci ascoltate. Non posso neanche segnare se questa la preferisco oppure no. Io glielo metterei sta cosa. Dammi ad di tecnologia, videogiochi, annunci anime. Fammi scegliere, magari c'è nelle impostazioni, però a questo punto metti una cosa durante. Cioè, vabbè, io sono dici tu, farmacista, rete, integratore, ci può stare. Però vedi, queste sono cacate. Jammox te lo volevo confermare. Cacate. Pubblicità Samsung. Penso Per il font, controlla la www. Ah no, Scottex. Gabri, Bonsoir Gabri. Dal font mi sembrava pubblicità Samsung, invece pubblicità... Vabbè. Di Office Australia? Va bene. Ok, basta pubblicità. Più. Fino alla fine non c'è più niente. A posto. Ma non quando erano. C'ho 2 foto. Tante foto. Sì, l'abbiamo già visto, Gabri, Ready Player One. Dovrebbero fare il secondo, che c'è anche il continuo del libro, Un po'.
Non ancora tu. Dai, fate pace tutte e due. Uscio sono io con la memoria a breve termine. No, se già c'hai problemi di memoria è un problema, Gabri. Però come sono lo dico in siciliano calabrese. Allora, che tu lo dici in calabrese, a noi ci fa piacere, noi, capì? Ecco, beh, abbiamo un problema. No con i calabresi, con uno soltanto. Il resto tutti simpatici. Uno, la catena di montaggio, uno esce sempre, capì? Quello l'abbiamo trovato noi. Poi appena lo prendiamo lo smontiamo pezzo a pezzo in maniera affettiva, quello è un altro discorso. Tu hai origini calabresi, ma sei buono, sei funzionale alla società. Un giovanotto. Sei un giovanotto. Che cosa? Aspetta che mo esce l'inghippo. Ok, era la stanza dove dormivi tu da piccina? No, però ha detto da poco che vive qua. Perché c'è questa stanza? Sta provando ad adottare? Buon compleanno Annabeth. Arrivederci, ho ficcato il naso. Sono ricordati che ci siamo conosciuti su Outlast, avevo un'età che non posso dire manco l'attuale. Gabri, no, non puoi dire niente, però allo stesso tempo puoi dire tutto. Ma ciò non toglie che sei un calabrese buono. Cioè, lei sta cercando la sorella da una vita. Questo lo dici tu. Attenta, attenta. Col potere del sangue. Non è colpa, povera figlia. Anzi, vaffanculo. Cioè, ci starebbe un attimino a modo. Io volevo bene i miei genitori. Poi se si sono fatti scoppiare in un tripudio di sangue, mica è colpa mia che mi hanno fatto gli esperimenti, perdonami. Pensa però che se fosse nata maschio questo problema non sarebbe successo. Diciamo che di base la regola è quella di non fare iniezioni o mettere in testa cose a fanciulli. Quanto più piccoli sono, guarda caso, peggio è. Oh no, c'è pure lui. Ecco. Sì. Va bene. Signore Marmocchi. Vabbè, lui le può fare queste battute. C'è un film che voglio e devo guardarmi, FNAF 2 il film. Anche io. Non vedo l'ora che esce, che il primo è stato molto bello. Mi è piaciuto. Il trailer promette bene, quindi come esce appare sulle piattaforme di streaming. Allora basta solo che non finite a letto tutte e due, che poi si crea un attimo un incidente diplomatico.
Vabbè, ma ancora Secret of the Mimic da giocare. Quindi come l'ho trovato un prezzo che già è buono, eh. Preso tanti anni, se ci scatti da spacca tutto, non una vita semplice il ragazzo. Più che altro il tempo che ti hanno liberato dal carcere di massima sicurezza, sei uscito fuori, tuo fratello si è fatto saltare in aria. Vabbè, grazie. Sto pensando che ci sono un sacco di film che vorrei suggerire a Gabri, ma non glieli posso suggerire. No, non glieli posso suggerire. So che un giorno nella sua vita li troverà, sono sicuro. Non è colpa tua se a te i poteri sono usciti rotti e c'hai la super forza disumana. Secondo me Ecco, così, forza aspetta. fisica, lui contro Patriota. Regge un pochino, sì. Secondo me così. Ecco. Oh. Io volevo guardarmi il film di Fallout, guardo i tag e vedo contenuti sessuali e dico no, questo non posso. No, Fallout, allora te la consiglio la serie su Prime perché è fatta bene, ma aspetta un pochino, non è ancora tempo per te. Vai pure bene, che mo esce la seconda stagione e se va bene non vedo perché non sperare anche in altre, e ce n'è di più da recuperare. Fatti un bel file delle cose da recuperare, tu te la segni e prima o poi avrai modo e tempo di recuperarti. No, pure tu con la parola. Però è vero. In questo caso Allora, qua. in questo caso fascista va bene, Sì, in questo qui è caso, molto vero. perché con la forza vuoi portare la tua razza L'ha a già dominare la fatto. terra e già lo stai facendo, Sì, e questo lo sappiamo. sta al potere. Come viene usato oggigiorno qua da noi, avrei un attimo da dissentire. No, c'ha ragione. No, no. E quello è il problema, Giamma. No, signorina, no. No, signorina. E finiamo il lavoro, ammazziamola quella che. No, signorina. Vabbè, cerchiamo di capire che intende Allora, però lei per di base salvare. no, sai perché vado contro questa cosa qua? È come, ecco, quei giovani che credono e vogliono salvare il pianeta Terra, però lo fanno mettendosi a terra sulle strade e bloccando il traffico. Pure io. Domanda, ragazzi, con tutto il bene, con tutto il cuore, mentre bloccate 8 macchine, 10 macchine dalla circolazione, le altre continuano a girare. No, poi macchine accese che inquinano sempre di più. Andatevi a mettere fuori le fabbriche dove, avendo fatto investigazioni, raccolto dati, eccetera, risulta che inquinano e fanno casino e vi mettete là fuori a fare il bordello. Non fate entrare i veicoli in quella società, ma non bloccate la strada per persone che stanno andando al lavoro o che stanno andando a fare i cazzi propri. Tu, signorina, l'odio non si combatte con l'odio, però tu adesso le porterai sulla buona strada. Capiamo che vuole fare. Più che altro. Tipo, sabotare come?
c'è il mercato, perché non lo devi sfruttare? Scusa. Ma potreste essere. Attenzione, motivante. Io vado a bere l'acqua, non ho abbastanza punti per riscaldare. Lo fa lui al posto tu. Avevo preso la bottiglia giusto adesso, Gabri. Beviamo come se l'avessi riscattato. C'è poteri che copiano, figlio, è fortissimo. Tipo? Cioè, va bene ribellarsi, ma fatelo in modo intelligente. Capiamo che vogliono fare, sì. Alcuni messaggi non vengono ascoltati, c'è bisogno di forzare un po' il sistema, fatelo in maniera intelligente. Cosa sta dicendo? Già, ma festino dell'università, dai. È il giorno di Thomas Godolphin. Ma arriva lui durante la festa e festeggia. No, cioè sì. No, perché io se riscatto un bevi tutti, non uno, quindi nel caso noi beviamo insieme. Io ho il bicchiere qua, quando tu hai bevuto, fai tu la notifica dell'aver riscattato i punti, scrivilo come messaggio e lo facciamo valere lo stesso. Fai Gabri, usa 1 milione di punti per riscattare un bevi, vai. Ha riscattato ok, a posto, vedi, fatto, fatto. Noi abbiamo anche sentito il suono, La parola è una. Ah, il Patriota, non si è ancora arrivati a quel livello là, siamo là, siamo là. Che non siamo arrivati a combattere, sono a posto. Ok. Ecco qua. Siete chiariti? Piacere. Mo' non litigate più fino alla fine della stagione. Fa piacere. Oh. Tiriamo sto filo in te. Se arriva Patriota, so dolore. Eccolo. No. Attenzione. Attento. Messaggio spontaneo scritto da lui di suo pugno, mi raccomando, no, ecco, così ti sei proprio venduto completamente. No. Adesso, per battere la mia aracnofobia, guardo un video di un tizio che fa amicizia con un ragno. Ok, parti dal ragno piccolo. Attenzione, non fai il panico. Dai, dici la verità. Hai capito che ti stavi svendendo? È un effettino un po' infelice, però vabbè. Oh, se è minuscolo allora non ti dà problemi. Ecco qua. Battuti. A posto. Molto bene. Ok, adesso ti stai comportando in un certo modo. È vero, gli ha appena detto ti amo. Ciao quello, momento Ciao solo, quello. ragazzi.
secondo. Aspetta che mo muore un personaggio, Solo un aspetta. attimo, mo succede Aspetta un un attimino. casino di micidiale. Ma appare Patriota e la fa fuori. Che cosa mi narrate? Tutto bene. Stiamo vedendo la puntatina di Gen V. Ma adesso forse un personaggio ci lascia. Solite cose. Io sono una sedia a due mani. Quindi è una sedia un pochettino più specializzata in vari usi, mettiamola così. E qui finisce. E qui finisce Jammox. Madonna mia. E qui finisce Jammox. Wow, che tarantella. Si preannunciano i grandi cutscene, come dicevano gli antichi, quindi Complimenti. 0 gambe e 2 mani. Io sono uno sgabello con lo schienale. Ok, ok, costruzione buona. Allora, ragazzuoli belli, dateci 2 secondi che stacco e ci guardiamo un attimino la puntata di Dandadan, così abbiamo recuperato tutto il recuperabile. La nuova puntata di Gen V, sai quando esce? Durante la settimana? No, non lo so ancora. Ok, ok, ci informiamo in modo tale da farla e così ce la seguiamo appena disponibile. Abbraccio gente perché non vengo abbracciato. Chi è che non si permette di abbracciare il giovane Gabri? Abbracciate il giovane Gabri, naturalmente col consenso di Gabri, non è che mo vi buttate tutti addosso a lui. Fermi. Allora ragazzi, 2 secondi e torno subito.